I parcheggi del centro storico di Treviso, gli stalli blu, dal lunedì prossimo 1° giugno torneranno a pagamento dopo oltre 2 mesi di stop. Ma non del tutto. Per incentivare la sosta in città, Cassugana ha deciso di prevedere delle finestre libere. Abbiamo voluto sostenere il nostro tessuto economico inserendo delle fasce orarie nel corso della settimana in cui i parcheggi continueranno ad essere gratuiti, in modo particolare il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20, al fine di far sì che questa seconda fase possa anche coincidere con una ripresa alla frequentazione della città. Provvedimento che resterà in vigore fino al 31 dicembre, che è stato concordato con il mondo del commercio. Sono dei giorni che sono stati identificati con le categorie come quei giorni che potevano avere necessità di un sostegno sulla gratuità del parcheggio. La scelta di giorni e orari consentirà comunque ai residenti di trovare spazi liberi. Per tutti però vale un avvertimento. Avere parcheggi liberi non significa libertà di parcheggiare dove si vuole. Sempre dal 1° giugno verranno riattivati anche i varchi elettronici delle ZTL, identiche modalità di prima anche in via Manin e San Francesco, dove le limitazioni valgono solo dalle 22 alle 6 e nelle 24 ore del sabato e della domenica. Formula questa che potrebbe essere estesa, secondo De Checchi, anche a eventuali future nuove zone a traffico limitato. Infine una notizia che riguarda il Terraglio Est. La regione, promotrice dell'opera, ha depositato il progetto in comune. Adesso speriamo che si possa andare avanti rapidamente verso la fase esecutiva. Io sono dell'idea che tutte le infrastrutture portino degli elementi positivi per il territorio. L'importante è che queste strutture siano il meno invasive possibili per il contesto che le ospita.